L'idea è anche quella di avere una riunione congiunta del Consiglio Comunale, di quello provinciale, di quello regionale, per dimostrare ancora una volta l'allineamento istituzionale, per dare forza a questa richiesta di avere chiarezza rispetto a Montefibre, rispetto a quei progetti, rispetto alla situazione della Sindel e del clorosoda. Questa per la parte certamente molto importante della chimica in Porto Marghera. Parola d'ordine sinergia. È insieme infatti che Comune, Provincia e Regione cercheranno di ottenere qualche risposta dal Governo sulla questione chimica Marghera. È quanto emerge dall'incontro di oggi in Prefettura, un incontro che non soddisfa appieno i sindacati. Noi abbiamo molti impegni, noi abbiamo la riconferma di molte buone volontà, però a oggi per i lavoratori di tutto il petrolchimico non c'è ancora nessun tipo di risposta. Nei prossimi giorni non sono escluse manifestazioni importanti per mantenere alta l'attenzione. Metteremo in campo delle iniziative di sicuro ed è chiaro che queste iniziative saranno funzionali anche alle scelte che potranno fare sia i commissari da una parte accelerando la richiesta agli ammortizzatori sociali, ma anche soprattutto nei confronti dell'ENI. Una proposta che a breve potrebbe arrivare direttamente sulla scrivania del Presidente del Consiglio. Si stava parlando anche dell'opportunità di scrivere una lettera al Presidente del Consiglio, come non è escluso che non ci sia un Consiglio comunale congiunto tra Comune, Provincia e Regione per uscire con un documento forte da mandare al Governo per risolvere questa partita.